ciao, buongiorno. Allora ragazzi, ciao, arrivederci, buona giornata. Ci vediamo domani. Barletta a veste, ciao. Ciao, Ciao, Franco, chiudi, ciao. no, Franco, veramente. Cioè io dovrei stare incazzato. Ma tu non sei incazzato, tu sei un uomo forte, tu sei una roccia, tu sei una cioè tu potrei mettere Allora, oggi, buongiorno. Oggi cos'è? 12? Oggi è 4/2018. 12, ieri era 5 maggio. Ragazzi, ieri sono stato orgoglioso di essere italiano, soprattutto italiano. Anch'io. Lui è orgoglioso di essere italiano, ma picchi crato. Invece no. E invece io dedico questa canzone alla mia grande amata Juve. Comunque io ieri veramente... ragazzi, questo è l'ultimo buongiorno che faccio io. Buongiorno. Io ieri ho capito che sono cambiato tantissimo. Sei cresciuto. Sono molto cresciuto perché sfasciava tutta la trasmissione e me ne valleri cristiani. Veramente. Invece la maturità. Io mi sento maturo. Questo si chiama l'effetto. Come si chiama? La maturità è sinonimo. L'effetto vasellina questo, che anda della birra. È brutto, ragazzi. Buongiorno. Bieta a voi che non capiscete di bieta a voi che non siete da Juventus e bieta a voi a chi non interessa il calcio, veramente. Siete fortunati. Perché avete un'altra cosa. Però ora la penso come tanti altri. Finita la partita, stop. Basta, cioè non vale la pena fare cattivo sangue, perché ormai sei un professionista. No, ma è la verità, perché i problemi sono tanti altri che sono molto più grossi della Juventus, del Barletta, del Cesena, del Casoria. Però ci pigliava all'erba, la squarta in guetta. Ma quello ha espulso Buffon, ma c'è Scandì. Vedi il Buffon. Non ci interessa. Salutiamo il mitico The Gate, non so dov'è, inviamo un Falcone 27 col telefono 335 78 13 556 anche per appuntamento. L'altro giorno, occhio a questo, l'altro giorno mi chiamò un amico e dico scusa, mi dai il tuo numero? Dice scusa, non sapevano fisso. Ma quello è quello tuo? Sì, ragazzi, Paghi di Benedetto. No, ecco, Paghi di Benedetto cos'è? Bonello arbitro ha scritto. Sì, Bonello arbitro. Vabbè, non fa niente, Pasquale, ieri potevamo entrare nella storia a buttare fuori due squadre che sono le mafiosi da tanti anni in Champions, da tanti anni. E invece non ci siamo riusciti. Entrati nella geografia, la geografia. Bravo. E tu godi, perché tu sei un malefico interista. No, ragazzi, malefico interista. E allora io posso dire una cosa seria? Sì. Siccome ognuno di noi vive di esperienze, questa esperienza che io l'ho vissuta il 5 maggio 2002 stava deso poco. Ma mica sta rubato tu il 5 maggio. Tu il 5 maggio hai perso perché sei ciuccio, zio, dai. Dai, sei ciuccio come squadra. Non mi pare parlare del 5 maggio. Il 5 maggio tu hai perso perché sei ciuccio. Noi abbiamo perso un campionato a Perugia perché sei ciuccio, non perché la pioggia. Tu a Perugia che era una squadra che aveva squarta in guet, ha perso, ciutte camei, non ci dobbiamo appendere. Salutiamo il grande Eraclio, che lui era a me, papà, ciao. Oggi non volevo venire. No, invece devi venire. Ho fatto il messaggio e non è partito un messaggio. Ho fatto il messaggio, zio, forza Inter, ciao. E non è partito. Allora dice, se t'acchesti. Ma non manca la malava. Originale ci mandiamo con il messaggio, dice Franco stai attacchesti, che io ci devo sentire. Fai la persona seria, che mo devi andare a Trani, perché? Che quando noi hanno parlato. Non si può dire, cioè io devo accompagnare i miei oggi a Trani alle 7:30 per fare un esame che a Barletta non si può fare perché c'è l'ospedale a Trani.
100.000 abitanti, noi siamo 100.000 abitanti, Siamo una città. dobbiamo andare a Trani per fare un esame. Aspetta, Non è su cosa. ehi, prenotato, mi ha detto mia madre, ehi, Mia, Lo so. ma roba da matti, a Trani per andare. Buongiorno ragazzi, grazie per la vostra solidarietà. Solidarietà, veramente, state vicini a Lello in questo giorno di sofferenza. No, io lo credo. Chiamatelo ogni tanto stamattina. Giuro su mia figlia. Lello No, chiama ieri sera dopo la partita non ero più. Piazza Roma. Mi è passato tutto. Piazza Roma. Abbiamo accarezzato un sogno. No, però è bello. Anche perché il pallone è bello per questo. Il pallone è bello per questo. Pagava di cinetta un po' di vicino a Zelig. Salutiamo le 5 sorelle, come sempre. Ciao ragazzi, hai visto quel processo il 2 maggio? Il 2 maggio ce l'ha appena. Beh ragazzi, ciao Vicky, ciao Gaetano, ciao ragazzi, The Gate, vedete, Ciao Vicky. Irene, buongiorno. Irene Ma la non Monaco. tu nuclid per Vicky, da te da 3 mesi, a me non nuclid o gate. Caggiano ando lei mette. Oh ragazzi, per favore, qualcuno c'ha una stanza per ospitare le lezioni del gate, non si che deve mettere. La sede di Barlità, visto. Ma possiamo fare là, Ci vogliamo proprio. possiamo fare le riunioni alla grande. Oggi voglio salutare un mio grande amico, GJ. Pronto Pizza, Bei GJ. Bettola, che per chi vuole lavorare in cucina ha bisogno di personale. Veramente? Sì. E no, troppo. Noi, Hai adesso visto la lei gente? Ragazzi, non è vero che il lavoro non c'è, un lavoro non No, lo guido fai. fe, bravo. Allora, chi ha bisogno di lavorare, persona seria, Bei Bettola, Pronto Pizza, cerca personale. in cucina, In aiuta, cucina, a assistente. cucina fai pazzerota, fai patatine, a mangiarsi patatine, a mangiarsi un pazzerota, anche perché Sì. sono due brave persone che ti lasciano lavorare in pace. E paghi di Benedetto, Chi- sì, infatti il 2 maggio vediamo cosa accade, il 2 maggio sta all'udienza. Ah. E sto paghi E Pacchi è lo so. parte illesa, morì la moglie. lo so, paghi, ecco perché ho detto. Salutiamo sempre le 5 sorelle anche da questa parte. Noi abbiamo il cuore in questa strada. Cioè, è stata una bruttissima pagina per Barletta. Che si poteva evitare, e tu sai meglio di me che sei ingegnere. Ma tu ce la lasciamo Spiegavo te, dice un ufficio, Sì. che mi ha detto io. Dice domani da Roberto. Ma come pensi, ma lei lo c'è? Sto con un ingegnere di Nico, un ingegnere. E ci va a fare che loro. E ci sai, lo sparo tu che, zio. Come si chiama questo ragazzo? Non lo so. Noi apposta, cioè vorrei dire ragazzi, noi dobbiamo incrociare le razze, esperienza. Devo dire una cosa, seriamente, Sì. seriamente. Io mi diverto e sto bene con le loro rosse. Grazie, zio. Se si candida, un voto Ma io non l'hai vista la foto di ieri, la poltrona, Lello sindaco. È vero? E non c'è niente. Vabbè, ma zio, come ti dissi ieri, la politica per noi è un'altra cosa. La politica è voler bene la nostra città, la politica, sì è vero che devi andare dentro, ma mischiarti con certa gente che fanno i volta cabana. Sì, cioè, guardate ragazzi, siccome l'hanno fatto ieri sera a mezzanotte e i giornali non l'hanno riportato, domani lo riportano. Ieri sera tardi, vai, in consiglio comunale è accaduta una cosa sconcertante. Cioè chi ha organizzato l'evoluzione del PUG, che poi sapete voi che cos'è, è riuscito a non approvarselo, cioè se lo sono fatti, se lo sono creati e non se lo sono approvati. È scandaloso. Capito? Io dico, abbiate un po' di coerenza anche. Ma soprattutto la coscienza, ragazzi. Io non lo so se chi vi vota capisce queste cose, No, perché uno che da destra va a sinistra, da sinistra va a destra, cioè renditevi conto. Io ecco perché un Flavio Basile lo stimo di più di tutti, perché è rimasto là. E Flavio Basile c'ha un lavoro nel bene e nel nel male. bene e nel male, è rimasto là e io lo stimo di più degli altri. Che poi ognuno ha le sue vicissitudini, le sue storie. Ognuno tenastro.
mezzo camp, si danno e si pinno. Vedi, io sto parlando di Flavio Basile, come parlo di Filippo, come parlo di Marcello Lanotte, come parlo di Michele La Sala, come parlo, perché conosco le persone e so tutte le loro storie. Ti sei tutti i film. A proposito, cari... A proposito, sì, zio. No, vabbè, adesso facciamo ma c'è pure te se vuoi. No, per esempio... Le marche da bollo, Fabio Rinaldi. Ci aspettiamo a te, marche da bollo, Fabio Rinaldi. Già fatte fare, già zio, l'ultimo giorno Fabio a Romani Shock. Noi li stiamo facendo fare, fate. Anche perché Fabio, tutti nella televisione, tu stai attaccato alla televisione che ti faceva la sorpresa. Metti l'antenna in gap e funziona. Bene ragazzi, io vi voglio bene a tutti quanti, mi dispiace veramente per il Real Madrid, per la Juve. No, vabbè, non ti preoccupare, non sapendo di quello che sei tu. Non interessa. Volevo dire che grazie alla Marcord Café ci ha dato 100 euro, erano 100 euro di centesimi e abbiamo fatto 10 spese. Abbiamo fatto una spesa uguale per 10 persone e li stiamo distribuendo. Va bene, la Marcord. Di centesimi, capito? Grande. Una buona giornata a tutti quanti voi, vi auguro il meglio del meglio, da The Gate e l'Elurus, che vi vogliono un sacco di bene, sempre forza Juve. Un saluto a tutti, mamma ti voglio bene, ti amo, sei una persona che hai vinto. Mamma sto cavicando, ciao! Ciao a tutti ragazzi, buona giornata. Aspetta, bella scena.